Un altro maxi sequestro di sigarette, ma stavolta la fabbrica per la produzione delle bionde di contrabbando era in provincia di Padova, appena fuori città, a Vigonza. Un capannone industriale attrezzato come uno stabilimento, ma fuori da ogni regola, protetto dall'accesso e dal rilevamento delle forze dell'ordine con ogni sofisticazione, compresi i jammer, anche sui camion che partivano da lì per consegnare la merce, per evitare di far rilevare i movimenti con il GPS o le conversazioni. Un'operazione condotta in collaborazione tra i finanzieri del comando di Palermo e quelli di Padova, che conferma un'azione a tappeto e su larga scala contro il traffico di tabacchi di contrabbando, che negli ultimi mesi ha messo a segno colpi importanti. In pochi mesi, infatti, sono almeno già 5 le fabbriche di sigarette scoperte in Italia: Milano, Frosinone, Brindisi e appunto a Vigonza. Ma le operazioni di sequestro coinvolgono tutta Italia, con un picco proprio negli ultimi 2 mesi, dove in diverse operazioni sono già più di 100 le tonnellate di sigarette sequestrate. A Vigonza la fabbrica di sigarette clandestine insisteva su un'area totale di 5.000 metri quadrati. Durante il blitz, le Fiamme Gialle, coordinate dalla sede di Palermo e dalla Procura europea, hanno trovato e sequestrato 5,5 tonnellate di sigarette, 16 tonnellate di tabacco, 14 bancali di precursori, tra cui materiali per il confezionamento di pacchetti di sigarette con loghi di rinomate case di produzione, un autocarro utilizzato per il trasporto, ma la forza produttiva dello stabilimento era tale che, secondo quanto riscontrato dalle indagini, poteva garantire un profitto illecito di 350.000 euro al giorno all'organizzazione, in un anno oltre 120 milioni di euro, per un danno alle casse dello Stato di circa 80 milioni di euro. Solo il sequestro di oggi avrebbe creato un danno in termini di accise e IVA evasa pari a 1.300.000 euro. L'impianto era dotato di una linea di produzione su larga scala con tutte le attrezzature e i macchinari necessari, molto meccanizzati. All'interno c'erano 3 cittadini moldavi. Per loro al momento solo una denuncia a piede libero per detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e contraffazione di marchi, mentre si indaga ovviamente sui responsabili di questo traffico, che inevitabilmente avrà risvolti internazionali. Un'operazione condotta sotto il coordinamento della Procura europea, che ha portato alla scoperta di una fabbrica clandestina per la produzione illegale di sigarette di vaste dimensioni. Macchinari e attrezzature di ultimissima generazione in grado di realizzare cicli di produzione ad altissima intensità e di generare profitti illeciti su base annua stimati in oltre 120 milioni di euro, con un grave danno per le finanze pubbliche nazionali e dell'Unione europea. L'individuazione del sito è avvenuta all'esito di un complesso lavoro di indagine che si è avvalso di sofisticati sistemi di monitoraggio, tra cui l'utilizzo di droni. All'atto dell'intervento sono state rinvenute all'interno della struttura oltre 20 tonnellate di tabacco e di sigarette riportanti i loghi di note marche già pronte per essere immesse sul mercato. Trovati inoltre jammer rilevatori di frequenza utilizzati dagli indagati per ostacolare le attività investigative.